Esigenze alimentari di prima necessità, esigenze di salute, di sicurezza ed esigenze di giustizia sono le 4 macro aree individuate dal governo nel nuovo DPCM, firmato nel pomeriggio dal Premier Draghi, che mette nero su bianco le attività commerciali nelle quali dal 1 febbraio si potrà accedere anche senza Green Pass. Il decreto elenca una serie di servizi e attività che si svolgono al chiuso, fondamentali per garantire le esigenze essenziali e primarie della persona. E allora nel dettaglio, iniziando dalle attività alimentari e di prima necessità, non servirà essere in possesso della certificazione verde per accedere al commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati, con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, come ipermercati, supermercati o discount. In esercizi specializzati al commercio al dettaglio di prodotti surgelati, per animali domestici, carburante per autotrazione di articoli medicali e ortopedici e ancora commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento, di articoli igienico-sanitari, di medicinali come farmacie o parafarmacie. Per quanto riguarda le attività che rientrano nella categoria salute, il DPCM chiarisce che è sempre consentito l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori. Questi ultimi però, per rimanere all'interno delle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, dovranno aver fatto il booster oppure avere l'esito di un tampone negativo effettuato non oltre le 48 ore precedenti, se hanno solo 2 dosi di vaccino o sono guariti dal virus. Alla voce sicurezza rientrano gli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali, il cui accesso è consentito senza Green Pass, non obbligatorio nemmeno per entrare negli uffici giudiziari, dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine per cui è necessaria la presenza della persona convocata. Non sarà invece possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non in possesso del Green Pass, necessario anche per acquistare sigarette, libri e giornali, ma non nei chioschi all'aperto o ai distributori automatici. La prima bozza del decreto aveva aperto alcuni interrogativi relativamente ai supermercati. Alcune interpretazioni volevano che l'accesso ai market per chi sprovvisto di certificazione verde fosse limitata al solo acquisto di generi di prima necessità, come generi alimentari, e che non potesse mettere nel carrello altri prodotti. Nel tardo pomeriggio però a chiarire la questione ci pensa lo stesso governo con una FAQ ad hoc sul suo sito che specifica che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green Pass possono acquistare qualsiasi tipo di merce anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie.